Buongiorno, Focus Bollettino Culture Erbacee, aggiornamento che riguarderà la piralide. Siamo ormai, per quanto riguarda il mais in prima semina, al di fuori del periodo critico. Abbiamo dato in questi giorni le istruzioni per una buona applicazione della difesa integrata, dei principi della difesa integrata per controllare la piralide. Tra questi principi vi era quello di utilizzare alternative ai principi chimici di sintesi qualora fosse stata superata la soglia di danno. Questi principi alternativi ci sono, prodotti alternativi ci sono, è particolarmente il Bacillus thuringiensis che quest'anno ha anche un vantaggio ulteriore. Ha il vantaggio di non squilibrare l'ecosistema, non ridurre le popolazioni di insetti antagonisti del ragneto rosso e degli afidi, e quindi il suo utilizzo avrebbe ridotto notevolmente il rischio di danni da questi fitofagi secondari. Qualora siano stati utilizzati insetticidi a largo spettro, è opportuno andare a controllare cosa sta succedendo. Per il futuro continuiamo a monitorare la piralide e continuiamo a utilizzare il modello previsionale per informare in tempo utile riguardo lo sviluppo della terza generazione che per semine di mais ritardate e per altre culture può essere particolarmente pericolosa. Seguite quindi il bollettino Culture Erbacee sul nostro sito www.venetoagricoltura.org oppure richiedete di iscrivervi alla mailing list mandando una mail a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Alla prossima!